temperaturi tra i 15 e i 16 gradi. E per questa edizione è tutto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a scaricare la nostra app gratuita Trebi Meteo. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babbo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Nella settimana che ci porta alla festa della donna l'8 marzo vorrei iniziare con uno stacco musicale un po' particolare, un po' triste, direi. Per andare. E come mai? Sono forse più rose che spine, nel senso, le donne sono protagoniste nella quotidianità della vita, della società. Quello che ahimè le rende protagoniste sempre in senso negativo mi sembra sia ancora la parte legata alla violenza. Quindi sottolineiamo questo punto, non in chiave economica ma molto più umana e sociale. È una parte importante di noi, genere umano. Quindi vedere che ad oggi praticamente ancora tipo, che so, una donna uccisa ogni 3 giorni, perché più o meno a livello di statistiche siamo a livello di morti 100-120 donne uccise ogni anno, e grandemente il problema delle morti, della violenza in ambito familiare. Quindi è una vergogna inestimabile questa, sì, che ci portiamo sì, dietro. Lo dico da uomo, spesso lancio anche la provocazione sul fatto che la soluzione di questo problema potrebbe anche passare direttamente dalle donne. Saranno loro a dover scegliere gli uomini che non accennano minimamente a questo tipo di comportamenti, lasciando estinguersi gli altri. Sì. E io spero che prima o poi sia così. Speriamo non sia una questione così drastica. Comunque veramente sempre più si deve porre l'accento a queste situazioni, perché a parte le morti, che sono le situazioni più evidenti e spesso nell'ambito familiare, ma comunque tra violenza, stalking, violenze sessuali, cioè i casi sono alla ribalta, e qui andiamo veramente su una casistica spaventosa. E le morti mi sembra nel decennio siano quasi 1.700-1.800 donne uccise, con un 1.300 circa all'interno della fascia familiare. Credo sia una questione drammatica. Amiche ascoltatrici, vogliatevi bene. E a tal proposito una pillola di saggezza della dottoressa Sara Padovano, psicologa e psicoterapeuta, proprio sull'autostima femminile. Si stimano di più le donne o gli uomini? Una ricerca transculturale che ha intervistato 1 milione di candidati di 48 paesi sembra aver dato questa evidenza. Gli uomini si stimano di più rispetto alle donne, e in entrambi i casi l'autostima tende a crescere con l'età. E allora cosa possiamo dire dell'autostima al femminile? Le donne hanno una risorsa meravigliosa, quella di sapersi mettere in gioco molto di più rispetto ai colleghi uomini. Tutto ciò può far sì che però il mettersi troppo in gioco le renda più vulnerabili, e spesso le porti a chiedersi dove ho sbagliato o come avrei potuto fare di meglio. E allora, care donne, imparate a mettervi in gioco, ma non mettervi troppo in discussione. Un po' di leggerezza, insomma, sì. Assomigliateci un po' ogni tanto, no? Credo che lei la mette sempre Sì. in questa chiave. No, partendo dal tema più drammatico, se dobbiamo vederla in questo modo, che si vogliano bene, perché non c'è ragione per la diversità, se non la diversità come punto di valorizzazione tra uomo e donna. Quindi io proponderei in questo senso. Quindi l'autostima certamente, curarsi, volersi bene, non perché lo debbano a qualcuno, ma per se stesse. Quindi un vestito carino, una bella conciatura, un gioiello, tutte cose per sé, non per far piacere ad altri. Questo certamente. Vogliatevi bene. E entriamo nel discorso dell'economia al femminile, Certo. raccontando la storia di una attività con una imprenditrice donna che gestisce tra l'altro un'attività del tutto femminile. Sentiamo Manuela Carena, che è titolare di Bottino Corsetteria, che proprio domani inaugura il suo negozio. Noi della Corsetteria Bottino celebriamo la donna in realtà 365 giorni l'anno, però il 2019 è per noi un anno un po' particolare, perché abbiamo deciso di raddoppiare e di affiancare alla sede storica di Via Colombo, che rimane assolutamente, un secondo punto vendita nel Salotto Buono, come si dice, di Genova, in via 25 aprile 58 Roma.
agosto. Non a caso chiaramente abbiamo scelto questa data, perché il nostro obiettivo, la nostra mission è appunto quella di affiancare la donna, di servire la donna vera, la donna normale, quella con le sue imperfezioni, unica e peculiare. Un po' perché noi siamo un'impresa familiare di donne al 100%, comprese le nostre collaboratrici, quindi già questo ci sembra un dato positivo. In particolare a Genova il commercio di vicinato di qualità sta vivendo un periodo veramente difficile. Ci sembra invece positivo proprio per la città in generale che si parli per una volta tanto di un'apertura di qualità. Perché l'economia femminile è l'economia in generale, tra l'altro. Certamente sì, sulle attività commerciali, tra l'altro molto importante. Questa è un'attività che va ad aprire un secondo punto vendita. Lei, la madre, tutte donne, nell'attività altre donne, corsetteria, intimo, costumi, tipicamente dalle donne per le donne, ma alla fine forse ne gioviamo anche noi uomini. Sicuramente. A proposito, Ecco, oltre le gambe c'è di più, perché insomma sì, ok, bellezza, ma anche grandi contenuti. sì, cervello, capacità lavorative, gestione della casa, c'è tutto, direi. C'è vorrei segnalarvi l'audio di questa giovane ingegnere che si chiama Annalisa, sentiamola. Sono Annalisa, ho 26 anni, sono un ingegnere meccanico e lavoro per un'azienda che opera nel settore dell'oil and gas e ricopro un ruolo da responsabile tecnico, e quindi quotidianamente mi trovo ad affrontare la netta disparità che si ha all'interno di ruoli tecnici tra gli uomini e le donne, disparità che si evidenziano in termini di riconoscimento delle competenze e spesso anche nel riconoscimento della retribuzione, che noto essere nelle figure maschili sempre e comunque sempre leggermente più elevata rispetto a quello di noi donne. Questo lo trovo ingiustificato, trovo che sia vergognoso definire o comunque definire un livello base di partenza semplicemente su una distinzione di sesso uomo-donna, e ritengo che nel 2019 si debba debellare questa problematica. Viva le donne e buona festa delle donne a tutti. Facciamoci valere che molto spesso li superiamo i maschi, e questo rappresenta forse il vero problema. Noi abbiamo il complesso noi maschi alla fine. Ecco, qui mi permetto non di autocelebrarmi. No. Annalisa è mia figlia, una delle due. Aveva lo stesso cognome infatti Ecco, sulla scaletta, ecco. non lo stavo domandando. Ingegnere meccanico con la specialistica qui a Genova. Uh-huh. E io ho 3 donne in casa, vi lascio immaginare la difficoltà con cui vivo, Chiaro. sono accerchiato. No, comunque sono in gamba e ha portato alla luce un tema lavorativo. Partirà questo fine settimana per Abu Dhabi, si confronta quotidianamente con uomini, e quello che dice posso confermare che è vero sul ruolo delle donne e le capacità. Io delle donne nel team di lavoro le vorrei sempre. Ho scoperto che la mia paghetta è più bassa di quella del mio compagno di banco. Lui a casa neanche sparecchia. Questo è l'audio dello spot di hashtag No Pay Gap, quindi per, Sì. come dire, un'iniziativa per eliminare questo spot gap. 2018 promosso da Valore D, dall'associazione di cui parleremo a breve per l'iniziativa di Confindustria Genova. Tra l'altro passato come spot di pubblicità progresso. Mette in evidenza che dalla nascita con la paghetta fino ai vari gradi di crescita, di maturazione e di maturazione della donna, fino alla pensione, le donne sono sostanzialmente dietro agli uomini per ruoli, compensi e persino pensione. Fino a quando metteremo questi spot nel comparto pubblicità progresso saremo senza speranza, per cui speriamo davvero. Sentiamo Sonia Sandei, che è la vicepresidente di Confindustria, che ci parla appunto di questo Incontro che ci sarà. Le donne sono una risorsa fondamentale per la crescita e per la qualità delle imprese. Per questo motivo ci siamo fatti promotori, coinvolgendo tutte le aziende associate, di un processo volto a superare il divario salariale tra uomini e donne, il cosiddetto pay gap, e a valorizzare i talenti femminili. È con questo spirito che nasce Together, che lei ci sia, una rete nella quale raccogliere i vari soggetti istituzionali, privati e associativi, oggi impegnati a vario titolo sulla parità di genere, coinvolgendo in questo percorso non soltanto le donne, ma anche tutti quegli uomini che condividono l'idea che la società possa essere migliore, che l'impresa possa essere più produttiva con una presenza femminile adeguatamente valorizzata. Pari nel settore privato in Italia al 17,9%, pay gap che accompagna le donne dall'ingresso nel mondo del lavoro fino alla pensione.
L'analisi condotta al Centro Studi di Confindustria Genova è risultata in linea con il dato nazionale per i dirigenti e più bassi, quindi migliorativi per i quadri ed operai, pari al 10%. Un dato confortante da cui partire con le testimonianze di best practice del mondo imprenditoriale genovese, ERG, Ansaldo Energia, Cost Edutainment e benchmark nazionali che caratterizzeranno il convegno di domani. Di questo si parla appunto. Sì, venerdì 8 marzo appunto, convegno di Confindustria sul pay gap, la differenza salariale ma anche quindi di carriera, una bella iniziativa. Fa piacere sapere che Genova è in linea, perlomeno in linea, quindi con anche qualche punta d'eccellenza ulteriore rispetto al dato nazionale su questo tema. La sensibilità c'è, credo che il gruppo Confindustriale su questo argomento si stia dando da fare per impostare un lavoro proprio per favorire queste consapevolezze rispetto ai generi, mettiamola in questo modo. Un'azienda all'avanguardia in questo senso è Costa Group, Costa Crociere. Sentiamo Maria Luisa Bozzano, che è vicepresidente e responsabile delle risorse umane di Costa Group. Costa è impegnata attivamente nella promozione delle pari opportunità e l'uguaglianza del lavoro in tutte le sue forme. Attraverso i nostri valori warm hospitality, innovazione, enrichment e in particolare diversity, proponiamo una serie di attività per le nostre colleghe che consentono importanti percorsi formativi e di carriera. E il risultato di questa politica si riscontra nei numeri sugli organici di bordo, ad esempio. Sono molte infatti le dipendenti che ricoprono un ruolo manageriale di livello all'interno delle strutture che si occupano dell'accoglienza dei nostri ospiti. Infatti, i nostri modelli di sviluppo di carriera premiano merito e competenze, indipendentemente da genere ed età. Assicuriamo non solo la stessa tipologia di contratto a uomini e donne, ma soprattutto la stessa contribuzione salariale, così come incentivi e benefit nella stessa misura. In aggiunta, il nostro congedo di maternità è tra i migliori del settore e consente alle colleghe di bordo di rientrare mantenendo seniority, ruolo e incarico. Per chiudere, direi che lavorare in Costa è un'esperienza davvero unica che consente di accedere a percorsi di carriera importanti senza distinzioni di genere, ma con parità ed uguaglianza per tutti. Maria Luisa Bozzano, vicepresidente HR Costa Group, traccia insomma la linea di quella che dovrebbe essere la normalità del futuro. Direi un eccellente percorso. Ha detto correttamente lei, dovrebbe essere, anzi per quanto mi riguarda io non ho mai visto differenza tra uomo, donna, bianco, nero, giallo, verde, rosso. Insomma, il concetto è l'impegno e il merito sul mercato del lavoro. Quello che spiegava appunto Costa, secondo me, altro che reddito di cittadinanza. Dovremmo spingere a livello di governo su questi temi e portare gli inserimenti nel mercato del lavoro. Per le donne, oggi è sempre già un po' domani, che siano in carriera o di gran carriera. Questo è un altro spot che appunto si differenzia nel periodo legato alla festa della donna. Ferro per Tiziano Vodafone, Ferro per ci Vodafone, sono esatto. state un po' di iniziative interessanti su questo punto di vista. Sì. Una per esempio gliela posso segnalare da, come dire, uomo di leggerezza, la campagna Prego. 2018 della birra Ceres, che come dire, presentava un impact con una birra e una scritta "non te la do". Ciascuna ha il diritto di decidere se offrirla oppure no, e questo contro. Quindi c'era la birra al centro di Esatto. questo post, per porre con ironia l'accento su un comportamento insomma che spesso e volentieri non è elegante, certo, da parte nostra. Tra l'altro Ceres avevamo già passato qualche cosa, mi sembra sempre attenta sulla parte social, sulla diversity, quindi Questo è una sì. cosa utile e carina. C'era anche l'intervento della Anna Zavarit sì. di Valore D, che è molto interessante. Il pay gap o divario salariale significa che una donna viene pagata un quinto in meno rispetto ad un uomo per lo stesso tipo di lavoro. Le cause di questo divario sono duplici, da un lato culturale e dall'altro organizzativo. Le ragazze fin da bambine sono educate a non chiedere e a ricevere un trattamento economico diverso rispetto ai fratelli prima, perché infatti la paghetta è inferiore, e poi ai colleghi. Ad un anno dalla laurea le ragazze infatti guadagnano il 17,3% in meno rispetto ai colleghi.
Questo divario si stratifica nel tempo, anche perché le donne cambiano meno spesso azienda e sono meno assertive nel negoziare il proprio stipendio, senza contare i periodi di congedo per maternità che creano dei veri e propri buchi a livello professionale. Per migliorare la situazione si può quindi da un lato lavorare su una cultura più inclusiva nel paese e dia le stesse opportunità a ragazzi e ragazze e supportare le donne nella propria ambizione professionale, quello che viene chiamato l'empowerment al femminile. Valore di si impegna da tempo su questo fronte, così come sull'altro, che è quello di supportare le aziende nel definire processi più lineari ed inclusivi che non penalizzino la diversità di genere. È per questo che organizziamo con piacere, insieme a Confindustria Genova, l'incontro di domani. Ecco qua. Beh, ha riassunto perfettamente tutto. Direi che come diceva Annalisa, ma come hanno sostenuto ampiamente le nostre ospiti, le donne sono in gamba. Non c'è una ragione per cui ci sia una penalizzazione nella carriera piuttosto che nei compensi. Tra l'altro nelle posizioni più basse siamo tra il 10 e il 15% in meno di retribuzione lorda e questo sale con il salire dei gradini nei ruoli. A maggior ragione si arriva quasi a un 100% sulle quotate in borsa, per non parlare poi di altre situazioni. Ciò si penalizza poi successivamente anche nelle pensioni. Quindi donne, fatevi valere perché le competenze le avete, ma dovrebbero essere di più le aziende illuminate da questo punto di vista, perché è una risorsa certamente valida per conseguire i migliori obiettivi aziendali. Un minuto di notizie dalla nostra regione, poi torniamo su Babboleo News. Cosa succede in Liguria per parlare di economia e di finanza. Amore, l'ho trovato! Ma chi? Il nuovo centro Ocnoplast by Blindo. Ah, le finestre! Snelle, robuste, coloratissime! Ocnoplast by Blindo, in via Armando Diaz 55 Rosso, a Genova. Le finestre di design. L'eleganza irresistibile di blindo.it. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia comunitaria per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto nell'area delle città e per il mancato adeguamento alle norme comunitarie dei sistemi di trattamento delle acque di scarico. Le fogne, le aree soggette a sforamento dei limiti di azoto sono state grandi città come Milano, Torino, Roma, ma c'è anche Genova. Giuseppe Bono confermata la guida di Fincantieri dopo settimane di discussioni politiche, dubbi, elevate di scudi. Cassa Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza di Fincantieri, ha deciso di non cambiare la sua squadra vincente. Accoltellamento stamane alle 6:50 in via San Luca in centro storico a Genova, ferito un immigrato nordafricano. L'uomo è stato colpito violentemente ad un braccio durante una rissa scoppiata tra 3 persone, ricoverato al Galliera, è stato operato ma non è in pericolo di vita. A dare l'allarme alcuni residenti della zona, le altre 2 persone coinvolte nella rissa sono in questura. È probabile un rinvio della demolizione della pila 8 del Ponte Morandi, la decisione però verrà presa solo oggi. In corso un sopralluogo nella zona del cantiere e una riunione in commissione esplosivi in prefettura. Da questi 2 incontri dovrà uscire poi la risposta definitiva circa l'appuntamento atteso per questo sabato 9 marzo. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, economista e docente universitario, e ci ritroviamo di nuovo con le campane. E siamo sempre tristi sul drammatico, campane. questa economia. Niente. Perché le campane così? Allora, stiamo inanellando più che un trittico, ormai una fila di pagelle, pagelline, giudizi, controgiudizi dalla Commissione parlamentare di bilancio, Banca d'Italia, Istat, Moody's, tutti quanti. Adesso l'ultima è l'Ocse, le ultime stime sull'andamento del PIL danno per il 2019 uno meno 0,2, quindi recessione piena e non più tecnica in questo caso, e più 0,5 per il 2020. Sostanzialmente tutte cambiate le previsioni. Secondo me c'è un problema di crisi internazionale, ne abbiamo già parlato. Sì, esatto, ma l'Italia sta facendo veramente tanto di suo per danneggiare tutto quanto. E qui il segnale del treno che annuncia l'argomento TAV.
Sì, noi siamo bloccati da tempo, siamo impantanati ormai, non c'è un tema che non veda l'Italia impantanarsi in discussioni, trappole, agguati, controdiscussioni. Gli investimenti infrastrutturali e la TAV sono uno di questi. E c'è un nuovo segretario per il Partito Democratico che la pensa così sull'ipotesi di bloccare i lavori. Sarebbe criminale anche solo teorizzare per il nostro paese di perdere centinaia di milioni di investimenti per il lavoro, che è la vera grande priorità italiana. Zingaretti. Ecco, è arrivato Zingaretti, una parte potrebbe essere di tattica, come alcuni nel centrodestra fuori dal governo possono utilizzare, ma certamente tutti credo che pensino alla sostanza. Investimenti da fare, soldi che vengono persi di finanziamenti comunitari, cantieri che non si sbloccano, personale che non viene assunto, e questo è il dramma che stiamo vivendo. Sui bandi non può essere oggi o domani presa una decisione alla fine di questo percorso, ma noi confidiamo di decidere entro venerdì. A quel punto poi, a seconda dell'esito finale della nostra decisione, si valuterà l'impatto sui bandi, partiranno o meno i bandi. Il Premier Conte rimanda tutto a domani. Sì, allora la palla rovente, direi in questo caso, è stato passato al Presidente del Consiglio, come era già stato per la chiusura della trattativa sul DEF, come dire, si prenda lui la colpa di qualsiasi cosa. Rimandiamo a venerdì, sì, ma anche perché l'Europa, ne avevamo parlato, ci aveva detto entro metà marzo decidete, se no iniziamo a togliere i primi fondi. Ho sentito il Presidente Conte parlare di interesse degli italiani e di una decisione che verrà presa nell'interesse degli italiani. Per come la vedo io, l'unico modo di difendere l'interesse degli italiani è costruire l'alta velocità Torino-Lione, perché la non costruzione di quest'opera cancella la possibilità dell'Italia di essere presente di fatto sulla rete del commercio europeo per i prossimi decenni. Vuol dire condannare l'Italia al terzo mondo, e quindi bisogna essere completamente, o non conoscere il tema o essere addirittura, degli anti-italiani per decidere di costruire quest'opera. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Molto chiara e semplice. Il Presidente Conte aveva sottolineato lo faremo nell'interesse degli italiani. Credo che a parte un gruppo, mi verrebbe da dire ristretto, l'interesse degli italiani sia chiaro per tutti. Io ragiono con tutti, però l'Italia deve andare avanti, non può fermarsi o tornare indietro, e quindi questo sole mi dice che è una bella giornata. Difficile anche il ruolo di Salvini. Sì, anche lui cerca di tenere la barra dritta, ostenta tranquillità, cerca di non far emergere conflitti, di non accennare a crisi, però sta dicendo ormai da giorni, settimane e più, la TAV va fatta. Abbiamo tre aspetti: uno, immediatamente aprire i cantieri; il secondo, affrontare le ragioni dello sviluppo con la centralità dell'occupazione, e il terzo, sono cose una dietro l'altra chiaramente in termini temporali, il terzo è quello di affrontare poi la manovra economica dell'anno che verrà, con una serie di criticità che già abbiamo sin d'ora e che vanno pensate e riflettute sin da ora. Questo è Vincenzo Boccia, sì, presidente di Confindustria, era a Genova qualche giorno fa per un interessante convegno sulle infrastrutture, ovviamente il tema TAV, ma investimenti e lavori pubblici a prescindere. Lui dice: signori, sbloccate i bandi su qualsiasi investimento pubblico, perché lì ci sono dei soldi già pronti, dei lavori che possono essere fatti, persone da assumere, cioè non c'è deficit da creare, che è un altro tema importante, quindi lasciamo andare il lavoro che c'è. Sempre Boccia ci porta a parlare per un minuto del reddito di cittadinanza. Noi auspichiamo che chiaramente si trovi una soluzione e che la TAV si faccia, perché a regime significa aprire cantieri che, secondo uno studio della Bocconi, attirerebbe 50.000 posti di lavoro, che in questo momento in Italia chiaramente sono elementi sostanziali e non marginali. Il reddito di cittadinanza non c'è niente da essere ottimisti, ci sono delle risorse, sicuramente ridurrà i divari nel paese, bisogna evitare anomalie, se ci saranno occorre fare dei correttivi, lo vedremo. 50.000 posti di lavoro intanto ricorrono. Sì, dalle infrastrutture lui è passato al tema TAV, da questo ai posti di lavoro. Ne aveva già parlato Spinelli per il tema del porto di Genova, i 50.000, se ne parla magari anche per il terzo valico, per la TAV è un numero che ricorre. Non so se sia la cifra tonda, certamente i posti di lavoro e fortemente si creerebbero,
pensate a dare il via a questi 2, 3, 5 macro cantieri più tutto il resto, veramente i posti di lavoro ci sarebbero. Nel frattempo il reddito di cittadinanza ha preso il via senza le code che si aspettava, senza problemi per il momento. Ecco, non so se questo sia più una sorpresa che non, forse l'infrastruttura che era stata messa a disposizione dai CAF, dalle poste, dall'Inps ha dato dimostrazione di grande capacità. Forse le imprese sono sempre oltre rispetto a quello che fa la politica, oppure le persone non hanno neanche i requisiti per chiederlo, non ne hanno voglia, vediamo. Vedremo. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Tutti i giovedì con me, Fabrizio Valenza, col professor Marco Cassinis, che saluto. A presto. Grazie, buongiorno. 1. Scegli il buono più adatto alle tue esigenze di risparmio. 2. Inserisci i dati e i documenti richiesti. 3. Firma. 4. Fai il bonifico bancario. 5. Hai già terminato. Acquistare online un buono insieme alle